Sesta corsa dall'Arcoveggio, un confronto per 4 anni sul miglio, in 12 al via, 1 Califfo Griff, 2 Celsius, 3 Carezza Avi, 4 Cubana Cab, 5 Charlize Run Moon, 6 Carato West, seconda linea, 7 Cruciale Min, 8 Country Matley, 9 Coffee Mail, 10 Ciala, 11 Charlotte Rex, 12 Cometa. Charlize Run Moon favorita in chiusura, numero 5 Marco Stefani in sediolo. La macchina accelera con lotta fra Carezza V e Charlize Run che numero passa. 2 Celsius squalificato, c'è la squalifica numero per 4 Cubana Cab squalificato, l'errore anche di Celsius. Si sistemano numero 1 Califfo Griff anche Califfo Griff ha squalificato, sbagliato, serie di rotture in questa prima fase della gara. Intanto i primi 200 se ne vanno in 15 e 3, con in vantaggio la favorita Charlize Run Moon. In seconda posizione si mantiene Carezza AV, gli altri a seguire in fila indiana, con ora la mossa esterna da parte di Cruciale Min, che progredisce dopo 600 metri che se ne vanno nell'ordine del 48 abbondante. Intanto in vantaggio è sempre Charlize Run Moon, all'esterno ha spostato Karatov West che ha anticipato la risalita di Cruciale Min. La seconda posizione per Carezza V, poi Coffee Mail lungo la corda in terza posizione, via via tutti gli altri. Intanto se ne vanno in 1, 3 e 7 i primi 800 metri di gara. Cavalli al completamento del chilometro con la favorita Battistrada in vantaggio. Intanto c'è l'errore più indietro di Coffee Mail. numero 9 Coffee Mail restano in 4 squalificato, praticamente a disputarsi la vittoria, con l'affondo deciso di Karatov numero West 12 su Cometa Charlize Run squalificato, Moon. I due prendono qualcosa di vantaggio a Carezza AV, poi Cruciale Min. Siamo ora al completamento della curva numero finale. 11 Prosegue il Charlotte duello Rec fra squalificato, Charlize Run Moon e Karatov West, i due sempre alle prese a 100 dalla conclusione. Insiste Karatov West, si difende Charlize Run Moon, ma Karatov West insiste ancora nel finale, passa nettamente su Charlize Run Moon, mentre per il terzo dovrebbe essere Cruciale Min che pizzica sul palo Carezza V, ma da rivedere sicuramente l'arrivo per il terzo posto. 1:16,5 e la vittoria per Karatov West, che era l'antagonista più insidioso per Charlize Run Moon, e coglie così la sua seconda vittoria con VP dell'Annunziata in sediolo, il training di Sabina Breccia per il signor Pantaleo Tarantino.